E ora la cronaca, troppi gli appuntamenti in agenda, poche le ricevute fiscali emesse. La Guardia di Finanza scopre e denuncia una psicologa che a fronte di 20.000 euro dichiarati avrebbe però incassato 1.200.000 euro. Sentiamo il servizio. Il procuratore La Bozzetta, in pensione da qualche tempo, questa mattina ha salutato amici e colleghi. Porterà nel cuore tanti ricordi degli 8 anni trascorsi in montagna, anche dolorosi. Uno in particolare, che ricordiamo tutti, la tragedia del falco. La sua intervista. Lasciamo la politica perché c'è qualcuno che sta davvero male. Un'annata tanto disastrosa per la produzione del fagiolo, non la si vedeva da ben 90 anni, è capezzale di uno dei prodotti tipici del bellunese, è arrivata alla Regione Veneto. Sentiamo un po' allora che cosa sta succedendo. E ora invece abbiamo fatto il meglio possibile. Queste parole sono del sindaco di Belluno che respinge le critiche che gli hanno mosso i consiglieri del Partito Democratico. Non c'erano altre possibilità che il fallimento che permette ai privati di subentrare e garantire quindi l'imminente stagione. Sentiamo il servizio. Bellunese, sempre all'avanguardia in materia di sicurezza, formati nuovi tecnici di soccorso alpino per interventi in forra e c'è chi invece chiede più defibrillatori nei luoghi più frequentati. Sentite. Ci fermiamo pochi istanti, le previsioni del tempo e poi di nuovo in studio, tra poco. Niente sprechi, niente privilegi, niente scandali, la politica dei nostri comuni è virtuosa, il Comune di Venezia mette online introiti e spese dei consiglieri e noi, dice il Presidente appunto del Consiglio Comunale, non facciamo parte della casta. Allora sentiamo appunto i rappresentanti politici locali del Comune. Già adesso ci separiamo, pochi istanti dalla pubblicità, ma rimanete con noi, a tra poco. È tutto per questa edizione, rimanete con noi subito dopo appunto il notiziario di Treviso. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Buona domenica. Torniamo alla cronaca. Spaccata nella notte a Prozzolo di Camponogara, nel mirino dei ladri, una tabaccheria. I malviventi hanno sfondato la finestra sul retro del negozio. Una volta all'interno hanno fatto razzia di sigarette e di gratta e vinci. Bottino di 15.000 euro sul posto per le indagini i carabinieri. Ma questa non è l'unica notizia di cronaca. Sentiamo altre notizie anche della provincia in breve. E dopo oltre 10 anni Venezia torna ad avere un cinema nel centro storico, 2 anni e mezzo di restauro e poi sarà riaperto il complesso del Rossini, avrà, pensate, 3 sale, un bar, un ristorante e anche un supermercato, proprio a 2 passi dal Rialto. Vediamo le immagini, un'anticipazione. Bene, siamo arrivati davvero alla fine, non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qua, rimanete con noi subito dopo l'edizione di Treviso. Grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Il governo vieta per altri 6 mesi la rescissione dei contratti siglati fra gli enti locali e l'agenzia di riscossione dei tributi. L'ira del sindaco di Calalzo, che stasera sarà anche ospite a X News. Passo la linea per un'anticipazione al direttore, a questo punto che è in compagnia proprio di De Carlo. Sentiamo. Adesso diamo la linea alla regia solo per pochi istanti. Le previsioni del tempo, rimanete con noi e subito dopo ci sarà ancora il nostro telegiornale. E anche il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Giuseppe Andrici, è intervenuto alla riunione convocata dal movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti ed ha assicurato il suo appoggio alla battaglia per il salvataggio della provincia. Ecco allora uno stralcio del suo discorso. Sentiamolo. Siamo davvero in chiusura, non ci sono altre notizie dell'ultimo minuto. Grazie per l'attenzione, l'informazione da Belluno torna domani puntuale. Arrivederci e grazie ancora per averci seguito. Il prossimo 24 ottobre istituzioni, associazioni ma soprattutto la gente comune si incontrerà a Belluno per una fiaccolata dalla stazione a Palazzo Piloni, segno di riconoscimento, un nastro, una coccarda azzurri. In Regione intanto da ieri la Commissione Statuto sta cercando di mettere a punto un documento che sarà inviato dalla Giunta al Governo nazionale. Il primo servizio. Con il riconoscimento del danno per tutti gli ex dipendenti NIS si avvia una chiusura positiva. L'avvertenza che ha contrapposto in queste settimane il sindacato da un lato, società, comune e NIS dall'altro. L'accordo sarà siglato venerdì prossimo. Intanto sentiamo i dettagli di questa operazione. Adesso invece pochi istanti l'informazione dal meteo e poi torniamo in studio tra poco. Martedì 23 ottobre all'Istituto Don Orione di Chirignago si discuterà delle novità introdotte dal Ministro della Salute. A preoccupare sono le aggregazioni dei medici di famiglia, le località più periferiche saranno, anzi potrebbero risultare, quelle più penalizzate. Ma sentiamo un po' di che cosa si tratta. Adesso qualche istante di pubblicità, ci separiamo ma davvero per poco, restate con noi, a tra poco in studio.
Ostrega, fino alla fine del mondo, un'associazione culturale nata con l'obiettivo di incontrare i veneti residenti nei paesi più lontani. Dopo la Cina nel 2009 si sono avventurati in America Latina. Il loro racconto, le loro storie in un programma che partirà sabato per 4 puntate alle ore 21 sulla nostra emittente. Ma per saperne di più ascoltiamo il servizio. Intanto oggi Belluno e Sondrio hanno rinsaldato il patto di amicizia che lega le uniche 2 province d'Italia interamente montane. Da Palazzo Rosso i massimi rappresentanti istituzionali delle 2 province hanno lanciato un appello al governo. L'esecutivo applichi la deroga ai nostri territori. Sentite. E ora la politica, l'incertezza della PDL è finita. Berlusconi ha deciso di non ricandidarsi a Premier e ha invitato il partito da lui fondato a scegliere per la prima volta un nuovo leader attraverso le primarie. La notizia rappresenta una novità del partito per il partito che sta attraversando una palese crisi anche a livello bellunese. Per l'ex sindaco di Belluno Antonio Prade i momenti di crisi sono momenti di riscatto. Sentite. Adesso ci separiamo pochi istanti, l'informazione dal meteo e poi ritorniamo in studio tra poco. Italia Futura è pronta per le elezioni politiche ma anche per le amministrative che vedranno protagonisti alcuni comuni del veneziano nel 2013 e spinge per le tratte di Padova e di Treviso nella città metropolitana. Le interviste. Continuiamo col maltempo perché quello che è appena iniziato è un fine settimana all'insegna proprio del maltempo in tutto il Veneto, con piogge a intermittenze e prime nevicate sulle prealpi. Allerta anche per il vento con raffiche fino a 60 km/h sulla costa e temperature in calo di 15 gradi. Sentiamo un po' allora il riassunto della situazione. A quell'ora sarà già primavera. Bene, adesso davvero il nostro telegiornale non ci sono più notizie, finisce qua, l'appuntamento è per domani, per dopodomani. Vi ricordo che tra poco ci sarà l'edizione di Treviso. Grazie e buona domenica. Il Consiglio Comunale di Feltre ha dato il via libera al referendum per il passaggio al Trentino, documento passato a larghissima maggioranza, anche se il tema referendario non sembra aver convinto per davvero i consiglieri feltrini. Sentiamoli. Adesso invece ci separiamo pochi istanti, l'informazione del meteo tra poco in studio. Siamo in chiusura di telegiornale, vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione da Belluno domani, grazie per l'attenzione e naturalmente un arrivederci.